Acqua Alta sbloccati dal governo altri 84 milioni di euro per i danni subiti da Venezia. Brugnaro dice pronti i primi rimborsi per privati e imprese, al via nuovi cantieri per 37 milioni. Cortina Milano 2026, il Consiglio dei Ministri approva la legge olimpica, il governatore Zaia dice buona notizia, ora azione organizzativa più efficace. Elezioni regionali, aria attesa nel centro-sinistra per scegliere il candidato che sfiderà Zaia, il PD diviso sull'appoggio a Lorenzoni, il capogruppo Fracasso chiede le primarie e si candida. Terrore ieri sera in una pasticceria a Lobadina di Spresiano, un cliente estrae una pistola e minaccia la barista, l'uomo bloccato da alcuni clienti tra i quali un carabiniere fuori servizio. Brutale pestaggio in pieno centro a Treviso, protagonista delle baby gang, vittima un ragazzino, i carabinieri stanno procedendo per risse visionando le telecamere nella zona. Scoperta di scarica abusiva di rifiuti speciali a Chioggia, sequestrato dalla Guardia di Finanza un terreno dove erano stoccati rifiuti inquinanti, tra i quali anche amianto, denunciate 2 persone. San Valentino è un giorno speciale per una giovane pianista di Este che, guarita da una rara patologia cardiaca, ha deciso di celebrare la sua esperienza di malattia di nascita in musica. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, dunque in primo piano il Consiglio dei Ministri di ieri con 2 importanti novità per il Veneto, per il territorio. Partiamo da Venezia con lo sblocco di 84 milioni di euro per i danni dell'acqua granda, l'acqua alta eccezionale di novembre. Allora ci aggiorna sulle novità di queste ultime ore la nostra Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Venezia. Il Consiglio dei Ministri sblocca 84 milioni di euro per la città, pronti ad erogare i primi rimborsi a 6.916 persone tra privati e imprese, oltre ad avviare altri 37 milioni di euro di cantieri per il ripristino della città. Una risposta concreta con un lavoro di squadra. Questo quanto ha annunciato attraverso un tweet il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sindaco e anche commissario per l'emergenza, lo ricordiamo, che poi precisa in una nota che questo secondo stanziamento segue quello da 20 milioni deliberato il 14 novembre scorso dal governo contemporaneamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza, come ricorderemo dopo quanto accaduto con la grande acqua alta del 12 novembre. Con le risorse stanziate oggi i lavori di ripristino interesseranno, fa sapere ancora il sindaco, scuole, sedi istituzionali, musei, la viabilità acquea della città storica e delle isole, città metropolitana, Fenice, musei civici e provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto. Ora, ha concluso il sindaco, dobbiamo impegnarci perché questi soldi arrivino nel più breve tempo possibile nelle tasche dei veneziani. Nei prossimi giorni, appena ci sarà conferma della disponibilità delle somme, fatte poi le doverose verifiche anche con il supporto della Guardia di Finanza, conclude, provvederemo come struttura commissariale a comunicare da quando provvederemo ad erogare i rimborsi una volta ricevuti tutti i corrispettivi richiesti. Dunque non resta che capire ora quali saranno le tempistiche per avere questi soldi. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ma il Consiglio dei Ministri di ieri dal Consiglio dei Ministri è arrivato un altro via libera importante, l'approvazione della legge olimpica in chiave Cortina Milano 2026. Legge olimpica, via libera del Consiglio dei Ministri, approvato ieri sera il decreto che servirà a dare una governance per gestire al meglio i giochi invernali Cortina Milano del 2026. A darne notizia via Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Un tassello importante nel cammino verso l'organizzazione delle Olimpiadi, una notizia accolta con entusiasmo dal presidente della Regione Veneto. È una bella notizia, questo è un lavoro di squadra e ringrazio il ministro Spadafora per aver portato avanti la partita, commentato Luca Zaia. Siamo all'inizio di un grande percorso che con l'approvazione definitiva in Parlamento entrerà nella fase di piena operatività. Un provvedimento sul quale la Regione conta molto proprio per rendere più efficace l'azione organizzativa, nel rispetto della legge, sottolinea Zaia, ma evitando di aprire l'ufficio complicazioni affari semplici. Con l'approvazione della legge olimpica spero vivamente che il governo entri a pieno titolo anche nell'aspetto finanziario, conclude il presidente del Veneto. Questo chiuderebbe definitivamente la partita. La soddisfazione anche del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che abbiamo raggiunto a Trieste questa mattina. Sentite le sue prime dichiarazioni.
La legge olimpica era un impegno fatto dal governo precedente, confermato dall'attuale, e di questo siamo molto contenti. È un primo passo, adesso aspettiamo il completamento con quello che sono i decreti, però la legge olimpica era attesa, ho già avvisato il CIO, siamo molto contenti tutti quanti. La soddisfazione dunque anche del presidente del CONI Malagò. Adesso invece le elezioni regionali 2020 e in casa centro-sinistra sono ore cruciali a caccia del cosiddetto anti-Zaia, il candidato che dovrà sfidare il governatore del Veneto. Sabato a Vicenza incontro regionale del movimento civico Il Veneto che vogliamo. Nel capoluogo iberico sarà presente anche il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, ma c'è anche da capire cosa accadrà con il capogruppo del PD in regione, Stefano Fracasso. Non avevo dubbi perché abbiamo la stessa pettinatura e quindi sapevo che lui avrebbe appoggiato la cosa. Scherza Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova e candidato in pectore per il movimento civico Il Veneto che vogliamo alle prossime elezioni regionali. Da Roma, fonti non confermate dicono che sul suo nome come anti-Zaia ci sarebbe l'ok del segretario Dem Nicola Zingaretti e questo potrebbe essere un primo sigillo. Ma l'annunciata decisiva riunione di segreteria regionale PD di venerdì potrebbe essere tutt'altro che in discesa, con esponenti di primo piano come il capogruppo in regione, il vicentino Stefano Fracasso, che spingono perché il candidato sia deciso in Veneto. Intanto Vicenza è destinata a diventare sabato il cuore decisionale del centro-sinistra. In assemblea si riunirà il Veneto che vogliamo e da qui il candidato dovrebbe esserci, almeno quello civico, prudente Lorenzoni. Sabato pomeriggio a Vicenza potremo avere finalmente questo nome? No, sabato pomeriggio a Vicenza, diciamo così, si conclude la prima fase di questo percorso civico. Io immagino con la decisione del mondo civico di essere presente alle elezioni regionali. Poi si tratterà di attivare tutta la fase successiva di discussione con le varie forze politiche. Creatività contro 20 anni di governo senza idee, questa è la carta che si giocherà a Vicenza, l'insieme di movimenti civici che si riconosce nel Veneto che vogliamo. Lorenzoni rilancia e propone un modello Padova. I riscontri anche che io sto ricevendo in questi giorni fuori da Padova ma fuori dal Veneto sulla possibilità di disegnare un percorso unito delle varie forze democratiche sono veramente incoraggianti. Mi fa capire che si guarda con interesse a questa capacità di stare insieme e di progettare insieme e di enfatizzare le cose che uniscono, non quelle che dividono, come purtroppo la politica in passato ha fatto spesso. Io credo che ci siano dei margini per delle proposte di qualità. Vedremo anche cosa accadrà questa sera nel direttivo regionale del Partito Democratico a Padova. Adesso apriamo la pagina della cronaca. Sollecitato dalla barista a lasciare il locale prossimo alla chiusura, prima lanciato contro il bancone delle monete e poi ha estratto una pistola minacciando i presenti. Attimi di terrore. Ieri sera, poco dopo le 19:30, al bar pasticceria Campagnolo a Lovadina di Spresiano, l'uomo pare ubriaco è stato bloccato prima da alcuni avventori, tra i quali un carabiniere fuori servizio, poi dai militari dell'Arma che l'hanno ammanettato e portato in caserma. Sembra che la pistola fosse una scacciacani. E invece a Treviso in centro martedì un vero e proprio pestaggio avvenuto in piazza Borsa e protagonista purtroppo ancora una volta delle baby gang. In pratica un gruppo di una decina di ragazzi si è accanita contro un ragazzino che è caduto per terra, lo hanno riempito di pugni e calci. La rabbia esplode in pieno giorno e in pieno centro davanti agli occhi atterriti dei dipendenti della Camera di Commercio e di alcuni passanti. Sono circa le 15 di martedì pomeriggio. La tensione è a 1000, così come il livello alcolemico di alcuni. Un agguato, un regolamento di conti. Quello che sembra certo è che sono in 10 contro 1, ma anche questa è una dinamica da chiarire. Sono tutti ragazzi, adolescenti. Era tutto sporco di sangue e è intervenuto un anziano e 2 operai che stavano lavorando lì vicino e hanno cercato di dividerli, ma i ragazzi si sono separati, poi sono ritornati e si sono accaniti ancora proprio a livello di branco. Sono minuti concitati con i ragazzi che si disperdono quando capiscono che stanno arrivando i carabinieri. Resta una scena di violenza come non si vedeva da tempo. Situazione da Bronx, ecco, da una cosa mai vista, insomma, ecco. Scene che raccontano i più giovani non sono inedite, anzi. Ci sono tipo dei piccoli gruppetti qua per Treviso, tra piccoli amici di varie scuole anche. Sì.
che praticamente si trovano tutti qua, tipo a caso, con una minima provocazione fanno "Oh, vieni qua che praticamente ho questo qua da picchiare", tutto quanto, e allora vedi le piccole gang si formano per andare a picchiare questa persona. Piccoli grandi regolamenti di conti, e i protagonisti sono per lo più noti, di varie provenienze. Cioè sono tra i 13 dai e i 13 19 anni. ai 20, tipo, sì, dai 20 ai 13, insomma sono fratelli che tipo si guardano le spalle. L'amministrazione comunale, fa sapere il sindaco, è a conoscenza dell'episodio e sta valutando la reintroduzione nella zona delle limitazioni alla vendita dell'alcol, mentre i carabinieri stanno procedendo per rissa e visionando le telecamere. Ancora cronaca, il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia ha sottoposto a sequestro a Chioggia un'area di 6.000 metri quadrati di terreno e 3 immobili in avanzato stato di degrado, utilizzati come deposito incontrollato di rifiuti speciali. All'interno del terreno i militari della stazione operativa navale di Chioggia hanno trovato vecchi pneumatici, alcuni interrati in una ex vasca del letame e numerose coperture in amianto in decomposizione. L'elicottero aveva rilevato la situazione di degrado in prossimità dell'argine del fiume Bacchiglione a Cagrassi. Tutta l'area sarà oggetto di analisi da parte ovviamente del personale ARPAV, che provvederà alla caratterizzazione dei rifiuti per stabilirne il corretto smaltimento. 2 persone sono state denunciate. A Padova, nel padovano adesso, perché ha aperto gli occhi e ha riconosciuto fortunatamente moglie e figlia, ed è in lenta ripresa il sindaco di Villafranca coinvolto in un grave incidente lungo la Valsugana. Ho sentito la moglie ieri sera e mi diceva che ha aperto gli occhi e ha riconosciuto sia lei che la figlia con un cenno del capo. Probabilmente in serata lo avrebbero stubato e se passava una nottata buona oggi forse lo mettevano in reparto. Ha avuto una TAC completa ieri per scongiurare ulteriori fratture e altri versamenti, però insomma la situazione si stava un attimo normalizzando pur rimanendo sedato parzialmente. Ecco, possiamo dire quindi che è fuori pericolo? Sì, i medici si sono espressi proprio in questo senso, il nostro sindaco è stato dichiarato fuori pericolo, pur comunque con estrema cautela. L'operazione e il versamento di sangue è stato importante. Quindi lei molto probabilmente in giornata riuscirà a sentirlo o comunque anche telefonicamente? Lui sicuramente no, ma sono in stretto contatto con la moglie, per cui avremo notizie e bollettini medici molto ravvicinati. Ed ora a Brescia il processo a carico dell'ex boss della Mara del Brenta Felice Maniero, che ha processo appunto per maltrattamenti alla ex compagna. Si è presentato oggi collegato dal carcere di Voghera con il Tribunale di Brescia per inizio del processo per maltrattamenti. Si è presentato dando le spalle alla telecamera per questioni di sicurezza. Il PM ha depositato nuove contestazioni. Attraverso il figlio, infatti, Maniero avrebbe minacciato la sorella della compagna affinché ritrattasse le accuse. Contestato, sempre dal PM, anche il reato di minacce nei confronti della figlia che non voleva più andare in carcere. Il processo è stato aggiornato al 31 marzo e il giudice, alla luce delle nuove contestazioni, ha disposto il divieto di colloquio con i familiari. Ancora la cronaca adesso, un'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza per false fatture. Fatture false. La Guardia di Finanza di Schio sequestra 230.000 euro ad una ditta tessile di Cogollo del Cengio. Indagata la titolare, una 29enne cinese. Sequestrati 3 conti correnti, una carta prepagata e 2 autovetture. I finanzieri nel corso delle indagini hanno appurato che la ditta aveva utilizzato 48 fatture per un totale di oltre 400.000 euro per operazioni in realtà inesistenti emesse da una cosiddetta impresa cartiera riconducibile ad un altro soggetto omonimo, 55enne, di nazionalità extracomunitaria. Di quest'ultima, con sede formalmente a Carré, ma di fatto inesistente, non vi era traccia dei pagamenti relativi alle prestazioni fatturate. La 29enne cinese è stata indagata per dichiarazione fraudolenta, mentre è stato aperto un altro fascicolo presso la Procura di Vicenza nei confronti della seconda ditta per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Dottoranda via Skype mentre è in quarantena in Cina, così una studentessa di Wuhan all'Università di Padova in isolamento per il coronavirus ha discusso la sua tesi. Era tornata nella sua città, Wuhan, per festeggiare con la famiglia il capodanno cinese Wen Fangcao, studentessa di dottorato all'Università di Padova. Bloccata dal coronavirus, rischiava di saltare la discussione della sua tesi a completamento di 3 brillanti anni di studio. Ma pur rispettando rigorosamente ogni prescrizione e vivendo in quarantena, la soluzione è arrivata dalla tecnologia. Tesi discussa via Skype, da un lato Wen Fang, dall'altro la commissione e il suo supervisore italiano, il professor Paolo Tarolli, che ha coordinato il lavoro della giovane studiosa cinese dal titolo che sembra una profezia, la quantificazione dell'impatto socio-economico sulla geomorfologia, insomma la ricerca delle cicatrici che l'uomo ha fatto nel corso delle ere sulla Terra. Uno studio condotto grazie all'impiego di Big Data. Una carriera che si apre per questa giovane studiosa che ha già avuto modo di fare ricerca tra la Cina, l'Italia e la Nuova Zelanda. Una tesi superata brillantemente per Wen Fang, salutata dal rettore Rizzuto come segnale di speranza e di forza d'animo e di vicinanza al popolo cinese. A proposito di università, in addirittura d'arrivo la nuova ala dell'Università di Vicenza. Esce dal suo bozzolo di cantiere e come una farfalla si prepara a spiccare il volo. Stiamo parlando della nuova ala dell'Università di Vicenza in Viale Margherita. Lavori iniziati nel 2014 che dopo varie traversie oggi stanno arrivando a conclusione. Si parla intorno al periodo di aprile per la fine lavori e ora verificheremo naturalmente nelle prossime settimane il timing esatto e preciso, il cronoprogramma con la fine lavori. È già tutto programmato, gli arredi sono già stati ordinati. Prossimamente vengono messe giù le fibre ottiche e quindi noi per l'anno accademico nuovo a settembre qui è tutto pronto e accoglieremo gli studenti che sono già, dai dati che ci danno, dalle prospettive che ci sono, abbiamo un tasso di crescita del 10% nei prossimi 3-5 anni. 3 piani, aule capaci di contenere dai 250 ai 330 studenti, aule laboratorio, uffici, un'aula informatica con 100 postazioni di computer, il tutto con l'utilizzo di materiali e soluzioni a massimo risparmio energetico. Università all'avanguardia che punta all'eccellenza. Il Dipartimento di Ingegneria è stato riconosciuto il primo in Italia ottenendo 8 milioni di finanziamenti in 5 anni, con i quali si sta dando vita nell'ex GIL ad una piccola NASA, dove al centro degli studi sarà il tema della sostenibilità dai materiali al solare all'eolico. Fiore all'occhiello, chi esce da Ingegneria di Vicenza nel giro di un mese trova lavoro, chi invece si laurea in economia il lavoro lo trova dopo 3. Università in crescita, dagli attuali 4.500 studenti nel 2028 si stima di arrivare a 8.000. Si punta ad un nuovo corso di design industriale e a diventare attrattivi verso gli studenti stranieri. Insomma, il trend è positivo, passo successivo è coinvolgere la città. Il tema è che Vicenza diventi città universitaria, o cioè che ci sia un'apertura e un senso da parte delle città che l'università non è un qualcosa di staccato, ma è parte integrante della città con tutto quello che può portare. Sarà un grande volano economico perché 8.000 studenti, coi dati che dà il Ministero, fanno piovere nella città 40 milioni di euro solo di spesa corrente. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, è la prima edizione del nostro telegiornale, ripartiamo da Treviso per una singolare sfida nautica tra studenti, vediamo di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto è un biscaffo e infatti ci sono queste 2 punte e la forma è principalmente presa dal catamarano, però abbiamo unito anche le caratteristiche di scaffi da competizione di gare di velocità. All'Istituto Max Planck di Lancenico studenti trevigiani, spagnoli e portoghesi provvetti collaudatori di barche in miniatura costruite proprio da loro. Abbiamo prodotto 2 progetti, uno è questo che è quello che poi è andato oggi a
a gareggiare e uno che non è stato stampato perché ha avuto dei problemi. Infatti qui abbiamo il disegno, che è questo qua. Il sistema di controllo è dato da una ricevente che è direttamente collegata al servomotore. Il servomotore ci dà la possibilità appunto di sterzare. Eccolo qua. Internamente abbiamo il motore. Per quanto riguarda la stampa 3D sono state provate diverse soluzioni per evitare che l'acqua potesse entrare all'interno della barca. Boat for School, il titolo del progetto finanziato a livello europeo dal programma Erasmus. Al Planck 50 gli studenti coinvolti, 15 gli insegnanti. I ragazzi provano tutte le fasi, dalla progettazione della barca alla realizzazione dello scafo con la stampante 3D e le tecnologie CAD/CAM e poi la motorizzazione con i congegni elettronici e automatici che i nostri ragazzi studiano. In questo progetto comunque sono state coinvolte tutte le materie perché lavoriamo in un'ottica di sinergia di tutte le materie per affinare tutte le competenze. Una sfida con parametri ben precisi. C'è l'impatto ecologico che è al primo piano, poi c'è anche la velocità, il tempo e anche il peso e dimensioni della barca. Non solo studenti delle superiori ma anche ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Lancenigo. C'è la competizione ma fra di loro sono sempre ragazzi che si divertono. Io spero che almeno una squadra possa arrivare assolutamente a conquistare qualche premio e sono molto fiduciosa, i nostri ragazzi ce l'hanno messo a tutto, però insomma è giusto che vinca il migliore, chiunque esso sia. San Valentino oggi ed è un giorno speciale per una giovane pianista di Este che, guarita da una rara patologia cardiaca, ha deciso di celebrare la sua esperienza di malattia e rinascita in musica. La vita è bella. Chissà quante volte l'ha ripetuto a se stessa cullando il bambino che le cresceva in grembo, Claudia Minieri, musicista e mamma. Era San Valentino 2 anni fa quando ha scoperto di essere incinta, una gioia immensa. Dopo poco più di una settimana la seconda tragica scoperta. Il suo cuore era malato, soffriva di una rarissima patologia che può causare la morte improvvisa. Dall'ospedale di Monselice viene trasferita a Padova, trascorre i 9 mesi di gestazione a riposo, ricoverato a casa. Qui suona, è diplomata al conservatorio in pianoforte, musica da camera e clavicembalo, compone musica, ama sempre più la vita con accanto il compagno che non la molla un attimo. A settembre di 2 anni fa nasce Lorenzo che Claudia potrà abbracciare solo dopo 30 ore. Rientrata a casa, pochi giorni dopo deve essere ricoverata di nuovo per l'impianto di un defibrillatore. Adesso sta bene, per questo ha deciso di raccontare in musica i suoni del cuore, evento organizzato dall'Associazione Amici del Cuore di Monselice. Celebrerò la mia esperienza di malattia e rinascita in musica, spiega Claudia, i medici e la musica che hanno salvato la vita mia e di mio figlio. La vita è bella, ci dice Claudia, che questo meraviglioso pezzo di Nicola Piovani suonerà a modo suo nel giorno di San Valentino. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione, ore 13 fra pochissimo, poi questa sera a 20:10 la politica in primo piano, è la serata del direttivo regionale del Partito Democratico, quindi forse la svolta decisiva per il centro-sinistra. In queste ore peraltro saranno resi noti anche i nomi delle autocandidature online del Movimento 5 Stelle, allora questa sera ne parleremo con Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e Giacomo Possamai del Partito Democratico di Vicenza. Insomma, cosa bolle nel centro-sinistra e nell'opposizione, insomma, caccia all'anti-Zaia. Questa sera a 20:10 e poi alle 21:15 come ogni venerdì è la serata di La Nostra Storia con Lucio Zanato. Adesso il meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Moderata alta pressione sul nostro territorio, tempo dunque sempre stabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 14 febbraio. Sul Veneto sarà il sole a farla da padrone con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Tuttavia non si esclude qualche foschia al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, valori massimi invece fino a 14 gradi all'incirca. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo velato.
Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 11 e 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso, vedete un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -1 grado, massime invece tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.